Il mistero della scomparsa di Anna Maria Henao. Se le ricerche del suo corpo nel Vicentino restano sospese, la vecchia via del Costo a Cogollo del Cengio nel frattempo è stata riaperta dopo il sopralluogo degli inquirenti italiani, spagnoli e statunitensi. Il caso è tutt'altro che concluso. Un vero e proprio giallo internazionale di cui parlano i media internazionali, europei e americani. Chissà parli, insiste il legale della famiglia di Anna rivolgendosi ai giornalisti. A Cogollo infatti si sospettava la presenza di un complice del marito serbo che, arrestato in Florida per rapimento della moglie quarantenne, è fortemente indiziato anche della sua definitiva scomparsa. La coppia di imprenditori informatici che viveva in Florida si stava separando con il patrimonio comune ancora da dividere. La donna che aveva chiesto il divorzio intanto si era spostata in Spagna, a Madrid, da un'amica, ma a febbraio aveva improvvisamente fatto perdere le sue tracce. Esisterebbero prove schiaccianti verso il marito a partire dai dati del GPS della sua auto, ripresa anche dai circuiti di videosorveglianza che dalla Spagna ha indugiato anche nel Vicentino nel suo viaggio verso Belgrado. Più volte sarebbe passato proprio in questi boschi verso l'altopiano. L'ipotesi più accreditata è che dopo aver ucciso la moglie l'uomo l'abbia rinchiuso il corpo in una valigia, poi sparita.